colpo d'occhio è di quelli che non si possono dimenticare. 5.000 donne con maglietta rosa d'ordinanza allo start in via Garibaldi e la città di Oderzo si è colorata di un meraviglioso fiume rosa di ragazze, mamme, nonne, bimbe che hanno voluto essere presenti in prima linea nella battaglia contro il cancro. L'obiettivo era una raccolta di fondi per l'acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto dei malati oncologici e le aspettative hanno avuto conferma nei fatti. Grazie alla Notte Rosa un quarto mezzo verrà affiancato ai 3 già in uso alla Lilt per accompagnare i malati ai luoghi di cura. Alla partenza anche la sindaca di Oderzo Maria Scardellato con la collega di Ponte di Piave Paola Roma, l'attrice Monica Vallerini, madrina della serata, e poi tutte le altre donne, 5.000. Poche hanno corso e del resto non era quello lo scopo. Quasi tutte l'hanno presa con calma, anche la novantenne Amalia, mamma del sindaco di Oderzo, la più anziana tra le iscritte. Una bella passeggiata dal tramonto alla notte che ha offerto anche una prospettiva diversa degli scorci più belli della città illuminati di rosa. E all'arrivo in Piazza Grande la festa è proseguita tra musica, selfie e applausi fino a notte fonda.